Sergio Festa è una sconfitta che fa male anche perché diciamo che l'espulsione definitiva di Borzi, 3 reti subite, 2 le avete rimontate, però la terza non ce l'avete fatta, però è stato un episodio determinante quell'espulsione. Sì, chiaramente è un episodio determinante, è chiaro che ti cambia tutta la partita che hai preparato. Penso che i ragazzi veramente stasera hanno dato tutto e di più, ci hanno messo veramente il cuore. Io penso che giocando sempre così, insomma, poi prima o poi i risultati arrivano. E dovevamo vincere stasera, lo sapevamo, non l'abbiamo fatto. Chiaro, gli episodi condizionano, però non ci prendiamo alibi, nel senso è chiaro che questo rosso ci ha portato a prendere 3 gol, però io penso che alla fine la partita l'abbiamo fatta, l'abbiamo programmata bene, siamo andati in porta tantissime volte. È chiaro che in una situazione così precipitosa, dove devi recuperare per forza, sai che devi vincere per forza perché il pareggio non serviva a nulla, a volte anche un po' di fretta ci ha fatto, insomma, fare qualche conclusione un po' fuori porta o comunque precipitosa, ma io, insomma, ai ragazzi non gli posso dire nulla. No, infatti era proprio quello che volevo dire, credo non si possa rimproverare nulla, anche perché poi era una partita giocata con la rosa già un po' più corta, no? Sì, sì, no, vabbè, ma questo lo sapevamo, la rosa più corta non lo voglio prendere come un alibi, però insomma abbiamo dato tutto. Ci dispiace perché volevamo questa vittoria, penso che in pista si sia vista la voglia di portare a casa la partita. Abbiamo giocato organizzati, abbiamo provato in tutti i modi, insomma, a fare gol, però insomma non è andata. Impariamo da queste partite. È chiaro che ora a livello di dinamica posizioni cambia, però insomma l'obiettivo rimane sempre lo stesso: arrivare ai play-in in forma, con la testa giusta, con la voglia e la determinazione che serve per poi andarsi a prendere i playoff.